Era riuscito a realizzare un pozzo abusivo per attingere l'acqua dal sottosuolo per irrigare i campi senza dover pagare le bollette. Il titolare di un'impresa agricola di Piombino Dese nell'Alta Padovana è stato però scoperto dai carabinieri durante alcuni controlli nelle aree rurali e marginali. Nascosto fra la vegetazione, i militari hanno trovato il foro sul terreno e la pompa per far uscire l'acqua. Ad attirare l'attenzione dei militari è stata l'attività di irrigazione che si stava eseguendo al tramonto. Si è scoperto che il pozzo, realizzato da alcuni anni, non era mai stato autorizzato dall'autorità competente. Al titolare dell'impresa agricola, oltre alla multa di 1.500 euro, verrà applicato un provvedimento con il quale gli verrà richiesto il pagamento di tutti i canoni mai corrisposti. Ad oggi, infatti, la legge che disciplina l'utilizzo dell'acqua pubblica e che risale al lontano 1933 prevede che vi sia un'autorizzazione a prelevare l'acqua dal sottosuolo. In assenza di questa, per la realizzazione di pozzi con finalità di ricerca dell'acqua nel sottosuolo è prevista una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 30.000 euro.